Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Il pieno, per favore. Corri nella notte, amore mio. Tante luci l'autostrada ed il resto lo sa Dio. Senti se qualcosa non andrà. Nel tuo cuore la benzina certamente basterà. Avrai Tutto quello che vuoi, e tu guidarlo saprai. sarai, Più veloce che mai. però Frena quando dovrai. più in là, Guarda l'olio se c'è, perché la pressione è già 3. però Se ripensa un po' a te, lo sai. quanta forza che c'è. Quest'amore è un motore. E non fermarti. Corri nella notte fantasia. Tra una vita e un'autostrada, somiglianze da follia. Batti il ritmo coi cigli e il tempo con il cuore. L'autostrada è un sentimento ed è un turbo il nostro amore. Laggiù C'è un casello qual è? però Quanta nebbia c'è in me? avrò, Fari gialli perché dovrò, riportarti da me. sarò Più veloce che mai, e tu carburante sarai. per noi Sai che strada ce n'è, sarai. al mio fianco con me. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, di nuovo ben trovata, buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, di nuovo buonasera, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom numero 1241 di oggi, venerdì 24 luglio 2026. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, avete appena ascoltato Pino D'Angiò con Quest'amore è un motore del 1982. Tra l'altro i fari gialli, ve li ricordate i fendinebbia gialli che si montavano di solito o sotto al paraurti oppure sopra? Ci sono sempre state queste due scuole di pensiero. Quelli che lo montavano sotto in modo tale che tenevano la griglia davanti libera e quelli che li montavano sopra così la macchina sembrava avesse 4 fari o anche 6 fari, se era per esempio un'Alfetta che aveva 4 fari nella 1800 e così via. Vabbè, poi tra l'altro io non ho mai capito se sta roba funzionasse nella nebbia oppure no, perché francamente non ho mai avuto occasione di provarlo. Ho provato i fendinebbia quelli funzionano, per fortuna. Va bene, adesso però noi abbiamo questa seconda parte della nostra trasmissione, sempre dedicata ad agricoltura, pesca e ambiente, nel drive time, con Filippo Peroni di Vinoloc. Il vino sa di tappo? Beh, sappiate che il rimedio c'è. Ci sono questi tappi bellissimi di vetro di Boemia, che esistono da 25 anni, e permettono non solo una facile apertura, ma permettono anche di mantenere il vino e di conservarlo anche molto a lungo. Del resto il vetro, lo sappiamo tutti, è igienico, è inodore e soprattutto nessuno potrà dirvi questo vino sa di vetro. Per cui andiamo a scoprire i segreti del Vinoloc insieme con Filippo Peroni. Vai pure Natalia, grazie. E allora, il mio ospite di questa sera è Filippo Peroni. Filippo Peroni è responsabile per l'Italia del Vinoloc. Il Vinoloc è un'innovazione molto interessante perché usa un materiale inerte conosciuto da tutti, che è il vetro, prodotto nella Repubblica Ceca, e serve per dare una risposta a chi consuma il vino. O mi sbaglio? Benvenuto Filippo e grazie del suo tempo. Grazie a voi, saluto tutti quelli che ci ascoltano. Grazie, sì Filippo. Sì, è un'innovazione degli ultimi 20 anni che nasce comunque da una storia lunghissima di centinaia di anni. Cosa si è fatto? Si è andato a prendere una delle materie più nobili, più amorfe, più utilizzate nella storia del vino e trasformarla in chiusura. Siamo andati a sfruttare
materie prime della zona, parliamo di Boemia, Sì, la valle proprio dei cristalli, certo. si sono inventati una chiusura alternativa sfruttando le materie del posto. Quindi Che la sabbia, si meraviglia. dice, legno per la combustione, per fondere, eccetera, e un tappo che è diventato un gioiello. Che meraviglia. Perché appunto questa è la risposta alla famosa frase: "Com'è sto vino sa di tappo?" Beh, col Vinoloc ora, che peraltro Vinoloc fa parte del gruppo Preziosa, il Vinoloc, praticamente elimina questo rischio e offre tutta una serie di vantaggi, perché è un'innovazione sviluppata da Karl Matthijs nel 2001 in Germania, quindi è anche, qualcosa che da 25 anni garantisce un vero e proprio cambiamento nella fruizione del vino. Ecco, appunto, come funziona questo Vinoloc, che peraltro elimina il rischio di spaccare tutti i tappi di sughero con il cavatappi? Sì, sì. Sì, è nato proprio 20-25 anni fa, proprio per un'esigenza di mercato. In quel periodo lì c'era un problema, diciamo, pesante di deviazioni dovute alle chiusure, il famoso soditappo, il TCA, tricloronisolo, che effettivamente incombeva nel mondo del vino. Lì sono nate diverse chiusure alternative proprio per cercare di ridurre questo problema ed eliminarlo, e una delle soluzioni che sono state fatte è appunto quella: facciamo un tappo in vetro. Facendo il tappo in vetro si va a utilizzare un materiale amorfo, è il materiale tra l'altro che compone il resto del packaging, la bottiglia è vetro. Facendo Certo, questo abbiamo proprio evitato, abbandonato completamente quelle che possono essere le deviazioni organolettiche di una chiusura, che può essere sia la chiusura naturale, tecnica, sintetica, a volte anche qualche tappo a vite può farlo. In questo caso andiamo a utilizzare proprio un materiale amorfo, non rilascia nulla. Facendo questo siamo andati a togliere il famoso problema del soditappo, e però insieme a questo siamo andati ad aggiungere tante altre peculiarità positive della chiusura. Partiamo dalla cosa più semplice che al consumatore interessa di più: la bottiglia si apre con un dito. Non c'è più bisogno di un cavatappi, ma con un dito la bottiglia si chiude e con l'altro dito la si richiude. Quindi si apre la bottiglia facilmente, può essere richiusa tantissime volte, e quindi andiamo a facilitare l'utilizzo da parte del consumatore. Altra cosa molto importante, è un materiale totalmente riciclabile. Cioè, io questo tappo posso lasciarlo nella bottiglia e tornerà ad essere vetro. Pensate che tutto lo scarto industriale prodotto da noi va riutilizzato e diventa vetro, perché è un materiale che può essere fuso all'infinito, perché non perde le sue caratteristiche. Altra cosa molto importante da dire, è una chiusura che garantisce la protezione e la giusta evoluzione di un vino. Sapete benissimo che il vino è un prodotto vivo, ha bisogno di una quantità di ossigeno giusta per la sua evoluzione. Noi possiamo andare a garantire scientificamente quanto ossigeno riceve all'anno quella bottiglia, e quindi questo darà l'evoluzione voluta dal produttore del vino. ecco. Tra l'altro, diciamo una cosa, questa soluzione, pensate, Vinoloc produce 50 milioni di chiusure ogni anno, ha 5 certificazioni ISO per la garanzia e la qualità, esporta in 60 paesi del mondo, e in particolare ne sono stati prodotti, almeno dal 2011 fino ad oggi, 593 milioni. Quindi dire che sia un prodotto collaudato è fargli veramente è dire il minimo sindacale. E tra l'altro l'80% dei Vinoloc vanno nel segmento vino, 20% nei distillati, poi c'è questo nuovo potenziale emergente che è il senza alcol o la bassa gradazione alcolica, e poi c'è l'olio d'oliva, l'acqua e così via. Ecco, ma diciamo così, una delle particolarità è anche questo anello di chiusura, perché l'anello di chiusura non è né silicone né PVC, però può essere riciclato. Che cos'è? È un EVA, è Mm, un materiale sintetico, ed è un materiale che garantisce
Intanto l'idoneità al contatto alimentare senza alcuna migrazione, però garantisce appunto la tenuta. Quelle pochissima frazione di superficie che rimane a contatto con l'aria fa sì che il passaggio dell'ossigeno attraverso questa sottilissima guarnizione sia veramente controllato. È un materiale appunto idoneo al contatto alimentare, viene utilizzato in tantissime applicazioni, dall'alimentare al beverage, anche nell'industria medicale, proprio per le sue caratteristiche di idoneità. È molto importante quello, non ha cessioni, ed è un materiale che può rimanere nel tappo per un motivo semplicissimo nel momento in cui questo deve essere smaltito, per il fatto che il peso di questa guarnizione è sotto il limite del 5% del peso del packaging. Cosa vuol dire? Il peso della guarnizione rispetto al peso del tappo è circa un 3%. Sì. Questo comporta che il materiale può essere smaltito insieme al vetro senza dar nessun fastidio nella fase di riciclo. Certo, e questa è la cosa più importante. Quindi non servirà più separare questo anello o separare un packaging, fare la classica operazione che si fa a casa per separare questo, lo metto in qua, nell'azzurro, nel giallo, eccetera. No, questo rimane nel vetro. La cosa bella è che questa chiusura rimarrà proprio nel vetro per essere smaltita tal quale. C'è da dire una cosa, è un tappo talmente bello che difficilmente andrà smaltito, perché in ogni cassetto di casa ognuno ce l'ha, perché è comodissimo, a parte essere bello, è comodissimo poi per andare a richiudere le bottiglie. Decisamente. Che cosa hanno detto i produttori del Vinoloc? Che risposte vi danno? Perché, vabbè, 593 milioni di pezzi piazzati nel mondo mi pare che siano una risposta abbastanza eloquente. Ma i vari vinificatori cosa vi dicono? Allora, sicuramente la scelta viene fatta per alcuni motivi molto importanti. Prima di tutto è quello che il tappo può trasmettere dal punto di vista appunto di comunicazione. Sappiamo benissimo che oggi un prodotto, e parliamo di vino, ma potremmo parlare anche della pasta, quei famosi colori azzurri o gialli che ci si vedono sugli scaffali. Chi compra una bottiglia di vino la compra principalmente per l'emozione che questa può dare. La scelta di un tappo di questo genere, che va ad arricchire moltissimo il packaging, è fatta proprio per dare uno stimolo al consumatore a scegliere quella bottiglia. Perché? Perché va a dare una comunicazione maggiore e va a rendere molto più bello il packaging. Questo sicuramente è un motivo trainante per la scelta. Dopodiché i motivi li abbiamo già elencati prima. È un tappo che non mi dà difetto, è un tappo che il consumatore potrà aprire e chiudere senza l'ausilio di nessuna attrezzatura, è un tappo che ha una storia dal punto di vista riciclabile, perché è vetro, ed è un tappo che va a preservare il vino. È un tappo che oggi veramente porta il vino sui tavoli del consumatore così come il winemaker intendeva farlo, senza deviazioni e senza sorprese. Senta, so che non si dovrebbero chiedere i segreti industriali, ma diciamo così, quale sarà lo sviluppo del Vinoloc? State pensando a qualche altro prodotto aggiuntivo? Come può evolvere? Allora, stiamo parlando sicuramente di soluzioni tecniche per facilitare ancora di più la chiusura del tappo e per renderlo ancora più universale su diverse bottiglie in giro per il mondo, perché non tutte le bottiglie sono uguali e quindi stiamo lavorando molto su quello. Stiamo lavorando su nuovi disegni, su nuove applicazioni, pensando anche delle applicazioni diverse. Molto bene. Senta, io la voglio ringraziare del suo tempo e grazie ancora per il suo intervento e buon lavoro. Grazie a voi e buona serata a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata.
e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Qui Parlamento. L'esame dell'Aula affronta una delle questioni più complesse del sistema penitenziario italiano, quella dei detenuti affetti da tossicodipendenza e alcoldipendenza. È una materia che richiede equilibrio tra l'esigenza irrinunciabile della certezza della pena e il dovere dello Stato di perseguire il recupero della persona. Equilibrio tra la tutela della sicurezza dei cittadini e la concreta possibilità di interrompere quei meccanismi di dipendenza che troppo spesso alimentano la commissione di reati. Per questo il gruppo Lega, annuncio fin da subito che ovviamente sostiene con convinzione questo provvedimento. Lo sostiene perché non siamo di fronte a un provvedimento ideologico, né tantomeno a uno svuotacarceri, come qualcuno ha superficialmente cercato di rappresentare anche in commissione. È esattamente il contrario: qui non si cancella la pena, non si sostituisce automaticamente, qui non si sostituisce automaticamente il carcere, non si concedono scorciatoie, si introduce invece una misura rigorosamente disciplinata, destinata esclusivamente a soggetti ben individuati, sottoposti a controlli stringenti e vincolati all'effettivo svolgimento di un serio programma terapeutico e riabilitativo. Il principio è semplice: se la causa della condotta criminale è strettamente collegata ad una grave dipendenza, combattere quella dipendenza significa ridurre concretamente il rischio di nuovi reati. Non significa essere indulgenti, significa essere efficaci. L'articolo 27 della Costituzione afferma con chiarezza che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Questa disposizione non è un'affermazione astratta, è un principio che impone allo Stato di interrogarsi continuamente sull'efficacia degli strumenti utilizzati. Se un soggetto entra in carcere tossicodipendente e ne esce ancora tossicodipendente, lo Stato non ha realmente risolto il problema, ha semplicemente rinviato il momento in cui quel disagio potrebbe nuovamente tradursi in comportamenti criminali. Ecco perché questo provvedimento rappresenta una scelta di responsabilità verso il detenuto, ma soprattutto responsabilità verso la collettività, perché recuperare una persona significa ridurre la recidiva. Ridurre la recidiva significa aumentare la sicurezza, ed è proprio questo il punto che troppo spesso viene dimenticato. La sicurezza non si garantisce soltanto costruendo nuovi istituti penitenziari,
pur necessari. La sicurezza si costruisce anche evitando che chi esce dal carcere torni a delinquere. Il nuovo istituto della detenzione domiciliare terapeutica è infatti subordinato a precisi requisiti. Occorre l'accertamento della condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, occorre dimostrare il collegamento tra quella condizione e il reato commesso, occorre aderire a un programma terapeutico predisposto da strutture autorizzate. Occorre rispettarne integralmente le prescrizioni. In caso contrario la misura viene revocata e il soggetto rientra in carcere. Non esistono automatismi, non esistono benefici concessi in modo indiscriminato, esiste soltanto un percorso serio, controllato dall'autorità giudiziaria e accompagnato dai servizi sanitari. È una differenza sostanziale rispetto a chi continua a definire questo provvedimento uno svuotacarceri. Chi utilizza questa espressione probabilmente non ha letto il testo, perché qui il beneficio non dipende dalla semplice condizione di detenuto, dipende dalla volontà concreta di cambiare vita e questa volontà deve essere dimostrata ogni giorno. La finalità è recuperare persone che, se curate e reinserite efficacemente nella società, avranno minori probabilità di commettere nuovi reati. Anche per questo il governo accompagna questa riforma con un importante investimento economico. Viene infatti creato un fondo dedicato con risorse superiori a 19 milioni di euro annui, destinato a sostenere concretamente l'attuazione della nuova disciplina e i programmi terapeutici. Siamo davanti a una scelta nella quale lo Stato investe risorse, organizzazione e responsabilità. È inoltre significativo che il Senato abbia ulteriormente rafforzato il testo, prevedendo il coinvolgimento dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, così da garantire tempi più rapidi nelle valutazioni e nelle decisioni. Questo dimostra la volontà di costruire un sistema realmente funzionante. Vorrei infine rivolgere un pensiero alla Polizia Penitenziaria, agli operatori sanitari, ai magistrati di sorveglianza e a tutti coloro che ogni giorno lavorano negli istituti penitenziari. Sono loro i primi a conoscere quanto sia difficile gestire situazioni nelle quali la dipendenza diventa elemento di continua instabilità, violenza e degrado. A loro questo Parlamento deve fornire strumenti efficaci, non slogan, non propaganda, strumenti concreti. Questo provvedimento va proprio in questa direzione, perché riafferma un principio fondamentale: la pena deve essere certa, ma deve anche essere utile, utile alla persona, utile alla società, utile alla sicurezza dei cittadini. Non esiste alcuna contrapposizione tra fermezza e recupero, al contrario, la vera fermezza consiste nel pretendere che chi ha commesso un reato affronti fino in fondo il proprio percorso di responsabilizzazione. La vera sicurezza consiste nel ridurre le cause di recidiva. La vera giustizia consiste nel dare una possibilità a chi dimostra concretamente di voler cambiare senza mai abbassare la guardia nel rispetto delle regole. Ecco, questo provvedimento va proprio in tal senso. Grazie. Qui Parlamento. One man come in the name of love. One man come and go. One man come here to justify. One man to overthrow. In the name of love. One man in the name of love. In the name of love. In the name of love. One man come on a barbed wire fence. One man he resists. One man washed on an empty beach. One man betrayed with a kiss. In the name of love. One man in the name
early morning, April 4. Shut rings out in the Memphis sky. Free at last, they took your life. They could not take your pride. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:44 minuti e 3 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. E adesso parliamo di un uomo che came in the name of love, che venne nel nome dell'amore. Questo è U2 Pride in the name of love del 1984. Beh, questa era per Nelson Mandela, ma noi parliamo di un altro uomo di pace, il Mahatma Gandhi, che è tra i libri offertici questa settimana dalla nostra Anna Maria De Luca. Vai pure Natalia, grazie. E allora la nostra gradita ospite di quest'oggi è la nostra Anna Maria De Luca, psicologa, esperta di questioni della scuola, ma soprattutto anche raffinata ed elegante pittrice. Questo io non ve lo ricordo molto spesso, però sappiate che è anche elegante e raffinata pittrice. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo ancora una volta di libri. I libri sono Marta Cai Radura per Oligo, segnatamente La collana ronzinante, poi abbiamo il secondo volume che è Una vacanza a letto e altre storie inedite di James Matthew Barry per Biblioteca, collana racconti. Poi abbiamo ancora Elizabeth Sanxei Holding, Il capro espiatorio per edizioni Le Assassine Vintage. E poi chiudiamo con l'immenso Mahatma Gandhi, La mia vita per Biblioteca, collana autobiografia. Anna, oggi molto variegati, come mai? Sì, beh, diciamo siamo quasi tutti sotto l'ombrellone, quindi ho pensato che poteva essere un'idea carina, come dire, fare una carrellata tra generi diversi. Ecco appunto, e in questa carrellata cominciamo con la prima, ce ne andiamo con un bel romanzo sul finire del XIX secolo nell'altipiano di Ponta Grossa nello stato brasiliano del Paraná, che è appunto Marta Cai La Radura, quindi parliamo di emigrazione. Sì, questo è un romanzo pubblicato in una collana diretta da una persona che tra l'altro conosco molto bene, che è Marino Magliani, che è un bravissimo scrittore, che appunto è il direttore della collana Ronzinante di Oligo Editore. Questo libro è diciamo un po' ibrido, no? Perché è a metà tra il saggio storico, il memoir di viaggio, la riflessione filosofico-politica, e racconta, come giustamente dicevi tu, la vicenda della colonia anarchica Cecilia, fondata in Brasile tra il 1890 e il 1894, e pensa che a fondarla fu un agronomo di Pisa, Giovanni Rossi, detto Cardias, e quindi la storia di questa colonia si intreccia con il diario di viaggio dell'autrice, che ripercorre fisicamente i luoghi della colonia in Paraná. Quindi è un libro molto interessante sia per chi ama i viaggi che per chi ama i romanzi. Meraviglia, ma anche per non perdere la memoria di quella che è stata l'emigrazione italiana all'estero, perché voglio dire, il Brasile ne ha accolti tanti di italiani. Come no, poi tra l'altro io ho una storia di emigrazione proprio nella mia famiglia, dedicata all'Argentina, dove tra l'altro parte della mia famiglia, come sai, fu uccisa dal regime militare. Insomma, abbiamo avuto un processo importante, che è il processo ESMA. Adesso certo c'è una specie di rimozione della memoria in Argentina. Comunque sai, la colonia Cecilia fu un'esperienza, come dire, anarchica fallita, però significativo, perché non è stato, diciamo, un fallimento da nascondere, ma secondo
la lettura di Rossi stesso, un esperimento riuscito proprio per la sua impermanenza, cioè è nata per esserci ma non per durare. E quindi questo libro poi critica molto l'istituzione familiare, il possesso, ci racconta il viaggio come esperienza conoscitiva, quindi l'autrice non si limita a raccontare la storia ma la attraversa fisicamente, sovrapponendo proprio la propria esperienza di spaesamento in Brasile a quella dei coloni ottocenteschi. La radura quindi è proprio una metafora, no? È uno spazio fisico e mentale dove è possibile sospendere, la radura è il titolo, dove è possibile sospendere temporaneamente le proprie certezze identitarie e sperimentare un rovesciamento di valori, diciamo un ciclo di crisi reversibili più che in una rivoluzione definitiva. Quindi abbiamo la critica del mito del pioniere, della retorica del sacrificio fondativo, che si contrappone a un'idea di comunità come laboratorio instabile mai concluso. Quindi è un libro originale, una prosa densa, saggistica, però anche delle vene liriche, un registro diciamo storico documentario con citazioni molto originali anche in portoghese, ma anche passaggi poi più intimi e riflessivi come nei diari di viaggio. Quindi insomma, poi la cosa bella è che anche questo libro è anche accompagnato dalle illustrazioni dell'autrice che scandiscono le varie sezioni, quindi è un libro per viaggiare. Tra l'altro vedo che l'autrice da anni vive a Curitiba in Brasile, cioè dal Piemonte di Canelli, dove è nata nel 1980, a Curitiba, Brasile. Certo che ne ha fatto cambiamento, però ecco, una cosa che apprezzo molto è questa: finalmente qualcuno che scrive sapendo di che cosa sta parlando, perché è andata a vivere in Brasile, conosce il mood del paese, conosce il modo di fare, la gente, lo spirito del luogo, e ci si è ambientata, e questo secondo me aggiunge, per quanto la letteratura possa essere finzione, aggiunge un velo di verità a ciò che sta narrando. Sì, perché considera che sul finire del XIX secolo, appunto l'altopiano di Ponta Grossa vide arrivare tantissimi immigrati europei che erano stremati dopo settimane di traversate ed erano sicuramente poveri, no? Quindi qualcuno si cimentò a tagliare gli alberi, edificare, cioè, come dire, coltivare, unire un gruppo che prima era un gruppo sparuto, poi diventò sempre più numeroso, di uomini e donne appunto giunti dall'Italia con il desiderio di vivere senza la fame, no? Da cui scappavano, però è anche diciamo alleggeriti dal peso di Dio, patria, famiglia che in Italia vigeva. Quindi diciamo che così nacque la colonia Cecilia, che fu appunto una creatura bizzarra, diciamo, che su questa linea immaginaria del 25° parallelo sud, tra l'altro senza lasciare altre tracce nel passato, se non appunto questa radura di palme, ci racconta un'esperienza che c'è stata, è finita chiaramente, però quantomeno c'è stata ed è giusto ricordarla. E tra l'altro la Cai ha scritto anche altri libri, ha scritto Brasilampi, ha scritto Schiena, sempre per Oligo, quindi diciamo è una delle autrici di Oligo. Meraviglioso. Senti, un'ultima domanda che vorrei chiederti, appunto, ma che cosa resta in queste generazioni successive dell'Italia? Lo chiedo proprio per la tua esperienza con i parenti dell'Argentina. Ma allora, sono delle scelte un po' delicate, perché alcuni scelgono la rimozione, fatti talmente dolorosi come la morte di persone buttate giù da un aereo, come è successo nel caso della mia famiglia. A volte si sceglie di non raccontare, come dire, si sceglie la vita, no? Si sceglie di andare avanti, perché è anche difficile elaborare cose così drammatiche. Altre volte, al contrario, si sceglie di fare la memoria proprio una battaglia per la vita, e quindi ci sono persone che continuano a combattere perché la memoria non sia dimenticata, e quindi si riuniscono, continuano a portare avanti i processi, e altre che invece proprio all'inverso cercano di fare un reset. E anche politicamente ci sono politici che portano avanti la memoria, come per esempio Stella Kirchner, Cristina Kirchner, e altri che invece tentano di resettare, come sta facendo questo con la motosega. E quindi diciamo sono due atteggiamenti che peraltro è calabrese, lo sai, psicologicamente.
veramente. Sì, lui. Di lei, sì, suo padre, anzi suo nonno era di Cariati Rossano. Ma dai. Ebbene sì. Anche Macri era originario della Calabria. Sì, pieno di calabresi, veramente. Da me c'è un'espressione dialettale, non so se c'è da te a San Lucido, ma si diceva America di Paglietti per distinguerla dall'America del Nord, l'America dei cappelli di paglietta, perché nell'America del Sud, Brasile e Argentina, quando si faceva successo, il cappello a paglietta significava che eri diventato un notabile, un signore. Così mi è stato spiegato. Non ho mai sentito questa espressione, però è possibile, perché l'emigrazione oggi da noi, no? Gente emigra perché cerca di scappare dalla povertà, dalla guerra, cerca condizioni migliori. Però certo, noi quando siamo andati in America non abbiamo importato solo cose belle, abbiamo importato anche cose brutte, Sì. in primis la mafia, no? Esatto. Quindi a quanto pare sforniamo anche presidenti figli di emigrati in Argentina, Google. Esatto. Vabbè. Beh, abbiamo sfornato anche un governatore dello Stato di New York, Mario Cuomo, insomma, speriamo, magari prima o poi ci sarà anche un presidente degli Stati Uniti italo-americano, chi lo sa. Senti, invece io mi sto molto divertendo con James Matthew Barry, Una vacanza a letto e altre storie inedite, edito per Biblioteca Collana Racconti, perché io ci ritrovo molto quel tocco di ironia inglese che ho molto apprezzato nelle opere di P.G. Wodehouse e ve ne leggo un pezzettino, sentite qua. Lui sta parlando del rischio di morire per raffreddore. A causa pagina 24, a causa dell'incuria dei domestici e non solo, non è esagerato dire che 4 volte su 5 gli indumenti intimi vengono indossati in condizioni di semi-umidità. Che spaventoso pericolo c'è in questo caso? Non esitiamo a dire che ogni volta che una persona cambia la biancheria lo fa a suo rischio e pericolo. Questa è un'epoca così frenetica che sono relativamente poche le persone che si prendono tempo di digerire il cibo, lo ingurgitano e corrono via, eppure si lamentano di non essere in buona salute. C'è da stupirsi piuttosto che non cadano morti per strada, come in effetti accade a molti di loro. Quante volte i medici sono stati chiamati da pazienti che hanno trovato accovacciati accanto al camino e lamentavano di un'indigestione? Troppi medici viziano questi pazienti, anche se è il loro preciso dovere dire la verità. E qual è la verità? Semplicemente che dopo cena il paziente ha l'abitudine di trascorrere la serata in poltrona, mentre invece dovrebbe essere all'aria aperta a smaltire gli effetti del suo pesante pasto. Insomma, qui bisogna non cambiarsi le mutande e andare a camminare subito dopo cena, perché sennò uno muore. Mi ricorda un po' Buzz, dice non t'arrabbiare, che se t'arrabbi sudi, poi ti intristisci e muori. Lo trovo splendido questo romanzo. Ti sei divertita nel leggerlo? Sì, è divertente. È l'autore di Peter Pan. Bellissimo, bellissimo. Ma questo dimostra anche come una storia come Peter Pan, insomma, l'autore fosse molto altro. Alle volte gli autori finiscono incasellati dentro quella roba lì e non ne escono più. Penso per esempio a Leonardo Sciascia. Se uno parla di Sciascia, l'unica cosa che sanno citare, se la sanno citare, è Il giorno della civetta, mentre invece c'è tanta altra roba che ha scritto lui che è completamente dimenticata e che vale probabilmente anche un pelo di più del giorno della civetta. Comunque, questo dimostra che molto spesso siamo noi che non conosciamo la letteratura. Ma guarda, questo succede anche agli attori, no? Che quando si intrappolano in un ruolo poi non riescono più ad uscirne. No? Sì. Comunque Barry, sì, prima di creare Peter Pan era un raffinato osservatore di piccole manie, delle convenzioni sociali, delle debolezze dell'Inghilterra di fine Ottocento, e quindi questi racconti che sono rimasti a lungo inediti in italiano lo dimostrano, che diciamo che il filo conduttore, sono 12 racconti, il filo conduttore è quasi una filosofia controcorrente per l'epoca, cioè vanno contro il culto vittoriano della produttività, dell'efficienza. Barry propone con leggerezza il valore dell'ozio, della lentezza, dell'accettare l'imprevisto con ironia invece che con ansia,
E quindi sono insomma racconti molto, molto divertenti da leggere, soprattutto sotto l'ombrellone, perché è una prosa scorrevole, arguta, capace di trovare il lato comico nel quotidiano, però senza mai scadere nella banalità oppure nella cattiveria, perché lui osserva con affetto le rigidità sociali del suo tempo e ci regala, come dice la curatrice, un sorriso liberatorio. Quindi non è il Barry fiabesco di Peter Pan, però già si vede che la sua capacità di trasformare i piccoli episodi in miniature teatrali, no? Sì. E quindi l'idea di fondo, insomma, un po' di una vacanza a letto, che è il racconto che mi è piaciuto di più, che è quello che dà il titolo alla raccolta. Cioè, questo Barry sostiene che la vera vacanza è nel restare a letto, però solo se si seguono delle regole. Cioè, non decidere di restarci per numero fisso di giorni, altrimenti al mattino si vorrà per forza alzarsi. Meglio illudersi ogni volta di alzarsi tra un quarto d'ora, quindi così il piacere del riposo si rinnova continuamente, un po' come l'uomo dell'aneddoto dell'allodole, che ne mangia 100 senza disgusto solo perché ne prende 2 alla volta, illudendosi sempre che siano le ultime, no? Sai, quando hai il piatto davanti, mangio le ultime 2, mangio le ultime. Poi lui insomma osserva con cattiveria e buonaria che nessuno prova mai vera pena per chi parte per una vacanza normale, chi va a pescare in Scozia, o per il mare, anche se sappiamo che saranno vacanze piene di disagi, bagagli persi, la nebbia, bambini che piangono, diete forzate. Invece chi resta a letto riceve tutta la compassione che gli altri non ottengono, perché basta far capire con discrezione che c'è qualcosa che non va, senza essere troppo specifici, per attivare le cure premurose della moglie. E quindi la moglie va convinta di uscire per una passeggiata per il suo bene, lasciando così il protagonista libero di alzarsi di nascosto, di recuperare un romanzo nascosto nel cappotto, di tornare a letto a leggere, salvo poi scoprire nel finale che le pagine del libro non sono state tagliate, cioè all'epoca i libri si vendevano non rifilati, no? E quindi questa era una scocciatura tipica di chi non ha organizzato bene la propria vacanza. Quindi, insomma, è un piccolo capolavoro di umorismo vittoriano, come dicevi tu, leggero, autoironico, sorprendente nel suo elogio del far niente come atto quasi sovversivo. Esatto, sì, è quell'Inghilterra vittoriana e anche quell'ironia un po' nonsense che poi abbiamo ritrovato alla fine degli anni 60, primi 70 con i Monty Python in Inghilterra, con la loro esperienza del Flying Circus. Sembra in effetti di stare all'interno di uno di quei dibattiti o una di quelle cose tipo il Ministero delle Camminate Beote, roba così. Ma senti, invece per quanto riguarda Elizabeth Sanksei Holding, il capro espiatorio, che è edito tra l'altro dalle edizioni Le Assassine Vintage. A me piace molto questo progetto, evidentemente al femminile, con l'idea di ripubblicare delle autrici che sono state a torto dimenticate, perché leggo che la Sanksei Holding appunto è morta a New York nel 1955, ma questo giallo che lei scrive, ambientato sulla figura di Jacob Duff, è un giallo, diciamo così, negli anni 20-30, insomma è una di quelle belle storie noir che secondo me calamitano e non poco il lettore, o sbaglio? Sì, sono stati fatti anche 2 film su questo suo romanzo, uno nel 49 e poi The Deep End nel 2001. E guarda, come dicevi giustamente tu, il capro espiatorio è un noir psicologico, però è incentrato non sulla vittima ma sul carnefice. Il protagonista si chiama Jacob Duff, è un uomo dell'alta borghesia che però sta scivolando in un alcolismo sempre più distruttivo. Si è sposata in seconde nozze con una moglie giovane, bella, affettuosa, però comincia a nutrire un'ostilità sempre crescente nei confronti di questa moglie e comincia invece a desiderare la governante di casa, che invece è una donna severa, poco appariscente, a tal punto che tra i fumi dell'alcol comincia a fantasticare un modo per liberarsi dalla moglie. Quindi il romanzo, diciamo, è costruito come uno studio di carattere più che come un giallo di intreccio,
ed è proprio interessante vedere come traccia il declino di un uomo alcolizzato, ma anche la tensione che nasce dal progressivo smarrimento del protagonista tra realtà, paranoia, desiderio omicida, mentre la sua famiglia, la moglie ignara, il figlio piccolo, il governante, gli ruotano attorno senza capire fino in fondo il pericolo che rappresenta. Quindi il fulcro narrativo non è tanto chi ha ucciso, ma quanto la discesa psicologica di un uomo verso il crimine. La storia è raccontata più dal punto di vista di lui che quello di lei, chiaramente, e considera che l'autrice all'epoca fu definita come la migliore scrittrice di suspense in assoluto, perché lei costruisce appunto con questo ritratto claustrofobico della mente di un sociopatico che alla fine lotta ma anche perde contro se stesso. Quindi è molto interessante la narrazione del profilo psicologico di lui. Sì, decisamente, anche perché è l'esplicazione di quel modo di dire tipicamente americano, still waters run deep, cioè le acque tranquille si agitano nel profondo. Nel profondo quest'uomo concepisce e progetta un assassinio dei peggiori, insomma, è la dimostrazione del fatto, diciamo così, noi diciamo l'acqua cheta, no? Quando c'è l'acqua cheta, di avere paura dell'acqua cheta, avere paura di quello che sembra apparentemente irreprensibile, apparentemente tranquillo, però alla fine poi arriva l'amara sorpresa, l'amara realtà che si mostra per quello che è. Senti, chiudiamo la nostra conversazione con il Mahatma Gandhi, la mia vita, per i tipi di biblioteca, e la collana è autobiografia. Ecco qua, cosa dire di un gigante che ha lasciato un segno nella storia dell'umanità praticamente indelebile? Allora, questo è il racconto in prima persona della vita di Gandhi, l'ha scritto lui stesso negli anni '20 e racconta la sua vita da quando era bambino in India fino agli anni della maturità, fino appunto a diventare leader del movimento indipendentista indiano. Come dire, è un testo storico e spirituale, una sorta di confessione morale più che una cronaca politica. Infatti Gandhi stesso avverte il lettore di non aspettarsi un libro di storia, ma il diario di una ricerca di verità attraverso l'errore e l'esperienza. È interessante la ripubblicazione oggi, perché Biblioteca aveva già pubblicato l'autobiografia di Gandhi nel 2020 e si chiamava Mahatma Gandhi autobiografia. Questa nuova edizione, appena uscita tra l'altro, ha un titolo leggermente diverso, si chiama La mia vita, ed è diciamo una ristampa, no, della bibliografia di Gandhi. Però stavo pensando che siccome Gandhi morì nel 48, sai che dopo 70 anni scade il copyright, dopo 70 anni dalla morte dell'autore, no? Quindi sono passati adesso più di 70 anni dalla morte, quindi l'opera originale sua è entrata nel pubblico dominio nella maggior parte dei paesi, e quindi questo rende anche più facile, anche vuol dire più conveniente per i piccoli editori di pubblicare classici come questo, quindi liberi dei diritti d'autore. Quindi questo è un fenomeno comune nel catalogo di case editrici, perché Biblioteca per esempio pubblica spesso molte autobiografie, memorialistica, ha pubblicato Goebbels, Eichmann, proprio in questa stessa collana che si chiama Pop. Quindi come dire, questo è un libro evergreen, che è una lettura che assolutamente fa parte della cultura di tutti noi, no? Quindi capire bene chi era Gandhi, il suo viaggio a Londra per studiare legge, il suo incontro con le culture diverse che poi avrebbero influenzato il suo pensiero, gli anni in Sudafrica trascorsi come avvocato, dove sperimenta in prima persona il razzismo, la discriminazione, e dove appunto sviluppa la resistenza non violenta, la mette in pratica. Poi il ritorno in India, quindi l'avvicinamento alla politica indiana, i primi movimenti di riforma sociale e religiosa. Quindi diciamo che il filo conduttore di tutto il libro è una dimensione etica e spirituale. Infatti è un libro che intreccia eventi pubblici e battaglie personali, quindi su temi, tratta anche temi come appunto l'ascetismo, la dieta, la castità, la semplicità di vita. Quindi tutti sappiamo chi è Gandhi, però leggere la sua biografia sicuramente
come dire, è un plus, no? È Certo. un arricchimento continuo. Certo, e mi sembra anche abbastanza evidente. Senti, allora, io ti voglio ringraziare anche questa settimana per la tua presenza e per questo contributo e niente, ci ritroviamo giovedì prossimo, che dici? Ok, benissimo, ci vediamo giovedì prossimo, ci sentiamo giovedì prossimo. Molto volentieri, grazie. Grazie a te, un saluto a tutti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19, 8 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di oggi, venerdì 24 di luglio dell'anno del Signore 2026. E adesso c'è qualcuno che sta facendo qualcosa per Mario Roggero, un gesto simbolico ma importante. La professoressa Anna Bono e gli iscritti alla Lega di Ivrea hanno qualcosa da raccontarci con un bel nastrino blu. Vai pure Natalia, grazie. E allora stasera è tornata a trovarci la professoressa Anna Bono, però stasera non è nei panni di africanista, bensì di militante. Professoressa, buonasera e ben trovata. Di chi parliamo stasera? E parliamo di un'iniziativa della sezione di Lega di Ivrea, anzi di un gruppo di militanti che hanno avuto che si sono fatti venire questa idea. Siamo partiti dal fatto di cronaca, e cioè la condanna a 14 anni e 9 mesi del gioielliere Roggero, ma è stata l'occasione per fare una riflessione come direttivo e come militanti su quello che sta succedendo in Italia, perché questo è l'ennesimo episodio, l'ennesimo caso che ci interroga da un lato su un evento tragico, perché quest'uomo chissà nel suo cuore poi come gestisce il fatto di aver ucciso delle persone, ma dall'altro il problema che in certi casi per certe persone diventa veramente tragico, della sicurezza e del modo in cui ciascuno deve fare i conti con i problemi di sicurezza, soprattutto se si trova, diciamo così, in prima linea come appunto questo gioielliere. Ma mi veniva anche in mente, perché avevo lo avevo ascoltato in alcuni programmi tempo fa, quell'orafo Zancan che a sua volta ha subito ben 7 rapine, ma poi già è terribile essere rapinato, nel senso di vedersi sottratto il frutto del proprio lavoro, a volte anche beni ingenti, ma la rapina a mano armata, quest'altro orefice raccontava, e l'ha ribadito adesso commentando la condanna del gioielliere, raccontava di quando sua figlia di 4 anni l'ha vista con un coltello puntato alla gola, e lui ha reagito, è stato accoltellato e ha pensato quella volta di morire. E così ci siamo detti. Ho fatto questa lungo preambolo. Ci siamo detti come possiamo in qualche modo dimostrare nel nostro piccolo solidarietà nei confronti di persone come il gioielliere e come diverse altre, e anche sensibilizzare altre persone e interrogarle e farle ragionare su quanto sta succedendo in Italia. E così ci è venuto in mente di usare un mezzo che non ci inventiamo certo noi, ma che ha un effetto, per quel che ne so e che ho potuto verificare, collaudato, cioè di indossare qualcosa di un certo colore. Noi abbiamo scelto il rosso, un fiocco per esempio, come quelli che si
fanno di vari colori, il fiocco azzurro, quello giallo, quello rosso nella giornata della donna, e portarlo addosso, oppure, se non è il classico fiocco, qualunque altro accessorio, però avendo scelto il colore blu. Il colore blu perché è il colore della sicurezza, è il colore della calma, della serenità, della pace, e soprattutto, appunto, per quel che ne so, della sicurezza. La sicurezza, appunto, è il problema, è il problema del momento, sia in termini di percezione, anzi esperienza di insicurezza, ma anche l'insicurezza che ci deriva dal fatto di non sentirci, da un lato di non sentirci tutelati non abbastanza da parte delle istituzioni, e dall'altro, per me ancora più doloroso e motivo d'ansia, l'insicurezza di non ricevere, nel caso si sia vittimi, non sempre ricevere, nel caso si sia vittime di violenza e di ingiustizie, solidarietà. Quindi questa nostra idea, un fiocco blu per il gioielliere Ruggero, ma anche per altre persone nella stessa situazione, vuol dire questo, un gesto di vicinanza, ma anche la speranza, perché vorremmo portarlo a lungo e magari invitare altre persone a farlo, anzi sicuramente invitare altre persone a farlo, anche non dico una pressione, ma un invito alla clemenza che nei confronti di una persona che sta attraversando, credo, il momento più difficile della sua vita. Io penso una persona di 72 anni, più giovane di me, quindi, ma di pochi anni, che per 20 anni ha lavorato, padre di famiglia, ha fatto del suo meglio, e però ha subito, se mi ricordo bene, 6 rapine, e adesso il carcere e neanche gli arresti domiciliari, e poi, se posso aggiungere, questa cosa che per me è inconcepibile, di dover risarcire le famiglie dei ladri che hanno tentato di derubarlo e che sono all'origine della disgrazia sua e della sua famiglia. Ho letto che è già stato ordinato un importo di 780.000 euro e le famiglie chiedono molto di più, poi si vedrà, dipenderà. Certo. Io ritengo che sia inconcepibile, perché non si può chiedere che una persona che commette un reato venga risarcita per ciò che gli capita nel momento in cui commette quel reato. Io non so se in altre parti del mondo esistano norme analoghe. Certo. Senta, tutto qui è un gesto semplice, è un gesto piccolino, ma nella nostra piccola capacità di incidere e di fare politica. Siamo appunto militanti di un partito, della Lega, ecco, ci è sembrato che nel nostro piccolo una cosa fattibile fosse questa. Molto bene. Ieri ci siamo trovati, eravamo parecchi, ci siamo trovati come facciamo tutte le volte che possiamo, convivialmente, per stare insieme, perché ci siamo affezionati, ci conosciamo da tanto tempo in certi casi, e abbiamo anche, e quindi abbiamo tutti per la prima volta indossato questo fiocco blu. Ci siamo fatti fotografare e adesso ciascuno di noi, a seconda del momento della giornata, non tutti sul lavoro lo possono portare, comunque ha il suo fiocco e farà la sua piccola parte. Sicuramente.
Allora, io raccolgo intanto la sua iniziativa e grazie alla radio e anche al sito della radio cercheremo di diffondere questa iniziativa del fiocco blu per Mario Roggero. Solo una piccola precisazione, la magistratura dice che risultava una rapina prima di questa qua nell'anno 2015, ma nel corso di quella rapina Roggero era stato gonfiato come una zampogna. Va detto anche un'altra cosa. Io penso che una persona che viene colpita in questo modo, gli minacciano di morte la moglie, eccetera, 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 secondo me c'è qualcosa che scatta dentro l'anima e dice non posso permettere tutto questo. Poi da qua a pesare col bilancino, sì, no, giustizia, vendetta, certo. mi sembra che valutare a posteriori non sia una cosa così facile. Penso anche che sia opportuna una grazia da parte del Presidente della Repubblica, i giudici hanno fatto la loro parte, ma certamente io credo sia opportuna una grazia, anche perché la cosa che più sa di beffa è questa richiesta di risarcimento danni da pagare ai parenti del ladro. Terribile. È come se andare a fare il ladro in fondo abbia anche l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e questo io lo trovo paradossale, perché io non mi sono mai fatto sparare da nessuno per il semplice e banale motivo che mi alzo la mattina e vado a lavorare come fa lei, come fanno tutte le persone per bene. Almeno così dovrebbe essere, spero. Sono d'accordo. E questo è uno degli aspetti più. Io sento anche parlando con persone questo aspetto del risarcimento è percepito come in assoluto ingiusto, comunque siano andate le cose. Teniamo poi conto che è denaro, ma il denaro vuol dire vita delle persone, perché il denaro che si guadagna è il frutto di ore, giorni, mesi, anni di lavoro, quindi di nuovo vita che è un altro modo di consumare una vita e non ci si pensa abbastanza, perché poi viviamo in un paese dove sembra che si diventi ricchi per fortuna o addirittura per ingiustizia e sfruttamento. Purtroppo sappiamo quanto questa mentalità sia ancora diffusa in Italia, o sia di nuovo diffusa in Italia, e però no, il denaro, i soldi sono il risultato che si guadagnano, sono il risultato della parte della nostra vita che dedichiamo a guadagnarci da vivere, per l'appunto. Credo che non ci sia altro da aggiungere a tutto questo. Intanto grazie alla vostra iniziativa e ci aspettiamo che siano in tanti ad aderire. Grazie ancora, professoressa. Grazie come sempre a voi e buon lavoro. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:21 minuti e 11 secondi, diamo un'occhiatina alle agenzie. L'autopsia su Fakir, sangue nei polmoni e schiacciamento, dice ancora l'ANSA. La difesa degli agenti, nessuna violenza dai due poliziotti. Poi sfuma il sogno Guardiola, Pirlo verso la panchina degli azzurri. Medio Oriente Live, Teheran minaccia: per ogni iraniano morto nei raid uccideremo un soldato USA. I penalisti sulla stretta sui baby delinquenti, sull'imputabilità dei minori, dubbio incostituzionalità. E poi allarme Confindustria, crescita a rischio con la guerra. L'onorevole che ha partecipato al qui Parlamento di questa sera è l'onorevole Ingrid Bisa, che ringraziamo del suo intervento. Adesso noi diamo la parola al nostro Ale Musella, con cui concludiamo la nostra trasmissione, poi ci saluteremo con Yabba, The Winner Takes It All del 1980. Domani alle 8 il grandissimo Pier Vittorio Scimia con la rassegna stampa, seguirà liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti e poi, se vorrete, alle 9:40 in diretta dal Garage Gasparri in quel di Legnano, l'ultima puntata del Garage dell'Alfista. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
E allora, come ogni venerdì, eccolo qui il nostro Ale Musella, direttamente dall'Italia, questa volta, non da Dubai. Stasera si parla di Pietrasanta. Cosa c'è di interessante a Pietrasanta, Ale? Ben trovato. Ben trovati a tutti. Vabbè, Pietrasanta è la patria del fonderie e della lavorazione del marmo. È una città d'arte estremamente importante che ha dato i natali, tra virgolette, professionali, o quantomeno ha aiutato a diventare personaggi importanti, artisti come Botero, come Mitorai, come Dereida, come Ciulla. E agli inizi degli anni 70 Pietrasanta era un paese, non è che adesso sia cresciuto perché sono 15.000 persone, però Certo. era proprio, si respirava ancora la polvere di marmo, nel senso che comunque era ancora il momento in cui gli artisti pagavano coi bozzetti i pranzi perché non avevano i soldi. Era un po' quella vecchia maniera. Però Certo. siccome è un paese che nasce proprio sull'artigianalità e la tecnica e la tradizione di queste due tipologie di scultura, perché la scultura per antonomasia sono tre i materiali: il bronzo, il marmo e la ceramica. Bronzo e marmo, in moltissimi da tutto il mondo, sono sempre venuti qua a Pietrasanta per imparare. Il Botero in primis, allora, il primo che è venuto dei grandi è stato Dereida. Dereida è della Costa Rica, per cui era un artista. Adesso parleremo di qualche cosa che ovviamente non è simpatico, ma chi se ne frega, perché così almeno chi non lo sa lo verrà a sapere. Dereida venne 10 anni prima di Botero a Pietrasanta. Era più giovane perché adesso Dereida ha 70 anni, Botero è morto 2 anni fa, ne aveva circa 90, però Dereida fu un pioniere, per cui fu il primo ad arrivare e a iniziare a diventare uno scultore, per cui a imparare l'arte della cera persa, il contatto col bronzo, col materiale, con la realtà del luogo. Quando arrivò 10 anni dopo Botero, chiese un aiuto a lui, no? Gli disse: mi aiuti tu a integrarmi, perché vabbè, parlavano la stessa lingua e poi comunque venivano dallo stesso continente, perché uno è colombiano e l'altro colombiano, per cui comunque il ceppo è sempre quello. E lui gli diede una grossa mano. Gli diedero una grossa mano, però poi Botero riuscì a crescere maggiormente a livello di notorietà. Botero, che sembra così molto tranquillo e molto sereno, quando la moglie, che era Sofia Vari è morta 2 anni prima di Botero, nonostante avesse 20 anni meno, e loro sono stati insieme 40 anni, era la seconda moglie di Botero, lui era innamoratissimo, lei è un artista, tra l'altro abbiamo fatto, quando ero il direttore di Oblong, l'anno scorso, abbiamo fatto una mostra di Sofia Vari, qui conobbi benissimo le sue opere e proprio per questo lei era una pittrice, lavorava poi con una tecnica molto particolare che era un acquarello però particolare, mischiato con l'alcol e mischiato con un altro materiale che le permetteva di dipingere sulla tela con l'acquarello. Di solito invece l'acquarello viene dipinto, si usa sulla carta, perché altrimenti si assorbe troppo e poi non si fissa. Per cui onore al merito per quanto riguarda la sua capacità pittorica. Per quanto riguarda quella scultorea invece, quando io la vidi la prima volta, per cui l'anno scorso, mi piacque molto, oddio, non proprio tutte, ma le sue prime sculture mi piacquero, che erano quasi sempre fatte in bronzo scuro, ok? Il bronzo, ricordatevi che nasce color bronzo, poi dopo viene patinato. La patinatura del bronzo arriva dal fatto di dipingere con la colorazione, col pigmento che l'artista sceglie e poi fissarlo con il fuoco. Okay? Sì. Normalmente la scultura in bronzo non nasce, tu non puoi scolpire il bronzo, è un po' un termine sbagliato, tu puoi scolpire la cera o qualsiasi materiale che poi entra nella produzione, per cui creano poi le gomme e dopodiché, dopo che hanno creato la gomma, poi si crea la scultura facendo la colata di bronzo, per cui la parola scolpire il bronzo è sbagliata, okay? Perché non esiste. La scolpire invece la cera significa che comunque il materiale che tu riesci a plasmare
sei tu che comunque hai determinato la forma dell'opera, perché sei tu che l'hai scolpito. O meglio, questo era quello che c'era prima, perché adesso moltissimi scultori che si definiscono tali usano la stampante 3D, non hanno manualità, per cui diventano dei creativi, mandano in fonderia il risultato della stampa 3D e poi la fonderia fa tutto il resto. E alcuni di loro neanche si avvicinano a capire che cosa vuol dire fondere, o magari imparare a pattinare, perché la pattinatura è più semplice, devi comunque metterti lì con molta pazienza, ti spiegano i pigmenti che sono poi quello che danno la colorazione. Per esempio Mitolai era molto, era tipicamente le opere più famose di Mitolai sono un verde Mitolai, chiamiamolo così, poi può esserci il marrone, può esserci il bronzo, può esserci il nero, può esserci addirittura il bianco, ok? Però questo normalmente un artista non gli si può chiedere di seguire tutta la colatura, perché comunque la maggior parte, perché venivano qua a Pietrasanta? Perché? Perché le capacità, adesso ci sono tante fonderie in giro per il mondo, però la capacità di saper trasformare la materia in scultura finale in bronzo è una tradizione che si trasmette da anno e anno, per cui adesso magari si risulta più facile, anche i cinesi hanno iniziato a produrre delle opere in bronzo. Poi qui potremmo aprire una grossa parentesi, nel senso che la qualità del bronzo determina anche dalla lega che viene utilizzata, per cui quanto bronzo c'è e quanto invece rame o quanto comunque materiale viene inserito. Agli occhi degli inesperti bronzo è bronzo, mentre invece per quanto riguarda la purezza e la sicurezza di un certo tipo di prodotto deve essere garantito, per cui il bronzo che si utilizza in Italia, soprattutto qua a Forza dei Marmi, in Toscana, è un bronzo completamente diverso da quello che si utilizza in Cina, nonostante possa sembrare la stessa cosa. Molti non lo sanno, perché tanto fino a quando non vai a romperla o ad analizzare, esteticamente risulta la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Per esempio, per esterno, quando ci sono le opere monumentali in bronzo, la differenza della lega si vede, perché potrebbero ossidarsi prima, potrebbero comunque essere più facilmente rovinabili dalle intemperie, per cui insomma anche quello fa parte di un concetto di tradizione e di serietà. Ora non dico che i cinesi non lo siano, ma i cinesi, se possono lavorare e ottenere magari esteticamente degli ottimi risultati, ma chiamiamo così, utilizzare un materiale meno nobile, lo fanno, perché comunque anche quello è un motivo per il quale costano meno le sculture in bronzo realizzate in fonderie in Cina, perché il materiale è molto importante, al di là dei processi che ci sono. Certo, mi Per cui pare detto chiaro. questo, allora, tornando alla Sofia Vari, io vidi queste sue opere, mi piacquero, io tra l'altro feci il testo critico per la mostra, e nello stesso tempo a Pietrasanta stava esponendo De Reida che appunto è questo costalicano che è ancora vivo, no? Anzi è anche molto attivo. E io vidi una certa somiglianza, ma abbastanza, voglio dire, io parlando con la gallerista che esponeva De Reida, gli feci i complimenti, mi piacquero, però poi quando a un certo punto le parlai, andai in galleria e le mandai una fotografia dicendo: scusami, però io vedo una netta somiglianza tra le opere di Sofia Vari e quelle di De Reida. Però avendo capito che De Reida aveva creato molto prima di lei, mi sono fatto un paio di domande, perché comunque sembrava che lei avesse copiato lui. Ricordiamoci che il periodo era quello, no? Quando Botero era arrivato, poi subito dopo lui era insieme a Sofia Vari ha iniziato a fare l'artista e si è spostata anche lei sulla scultura. Però, morale della favola, è vero che le sue opere, soprattutto le prime, erano similissime a quelle di De Reida, e siccome Botero era sempre stato innamoratissimo di sua moglie, piuttosto che fare uno sgarbo o che la gente potesse dire che lei aveva copiato da De Reida, disse proprio chiaramente: io voglio essere l'unico sudamericano importante a Pietrasanta, per cui mise parzialmente in ombra De Reida, il De Reida che invece lo aiutò, che era già arrivato 10 anni prima a Pietrasanta e che gli insegnò a entrare nel mondo della scultura, perché Botero è entrato nel mondo dell'arte come disegnatore, come pittore, non come scultore. Molti artisti sono arrivati dal bidimensionale della tela, poi a Pietrasanta a trasformare nel tridimensionale, per cui avere
l'accortezza o comunque sia a provare a trasformare un disegno, un quadro in un'opera d'arte scultorea. E qui gli artigiani sono in grado proprio di portare nella materia viva qualsiasi tipo di disegno. Per cui Botero deve tantissimo a De Reida. E nonostante questo, questo comunque è una cosa che sto dicendo, ma lo sanno tutti, ma non lo diceva nessuno, perché perché Botero rimane comunque un grandissimo artista a livello mondiale, ha fatto il suo percorso, però questo un pochino ha messo in ombra De Reida, proprio perché lui l'ha chiesto espressamente: o prendete me e mia moglie, o altrimenti io non vi do le opere. E per cui De Reida è stato un pochino estromesso da quel mondo che invece era lui che aveva scoperto. Per cui queste sono piccole cose, per cui quando io l'ho detto alla gallerista di Pietrasanta, lei mi ha detto: adesso sei l'unico che ha capito immediatamente questa vicinanza, hai fatto 1+1, per cui le hai messo insieme alle date, e ti devo dire che in effetti è così la situazione, per cui quello che tu hai intuito è la realtà è la realtà di quello che è successo. Tanto è vero che dopo la morte di Botero, subito dopo è stata fatta questa mostra monumentale a cielo aperto a Pietrasanta. Prima di allora no, per cui capisci che anche dietro il mondo dell'arte ci sono dei piccoli segreti o delle piccole storie che ti fanno comprendere meglio il perché e il per come di determinate situazioni. Direi. Senti, ma questa settimana chi è l'artista da seguire? Allora, Marcapiano. Se tu vai a vedere... Allora, Marcapiano è del Trentino, è un artista a tutto tondo, disegna sia con la china, fa delle ottime sculture che vagamente ricordano quelle di Meggiato. Se vai a vederti su internet, magari riusciamo anche a far vedere, se vuoi vedere Meggiato, vuoi vedere lui, non è un paragone, però è vero che niente si inventa su niente, però alcune forme ricordano parzialmente il prodotto di Meggiato. Meggiato però lavora solo esclusivamente su materiali nobili, mentre invece lui lavora anche sulla resina e su materiali un pochino più design, ok? E anche le sue opere vengono spesso e volentieri trasformate in oggetti di design. Ricordati sempre che l'arte è contemplativa. Nel momento in cui un pezzo d'arte diventa funzionale, come per esempio una lampada o una fontana, si trasforma in oggetto di design. Non tanto la fontana, che comunque è sempre considerata una scultura, perché se pensiamo alla fontana di Trevi, se pensiamo, insomma, è comunque una parte scultorea, però invece il funzionamento che lo rende qualcosa di utile lo trasforma sempre in design, per cui la lampada, un tavolino, una cosa del genere, normalmente, anche se ha una parte scultorea, poi viene un pochino spostato sulla parte di design. È un artista che adesso mi hanno chiesto di seguire, ho parlato con la sua curatrice, per cui sto valutando, anzi ho già valutato, a me piace molto ed è molto eclettico, per cui assolutamente sì, Marcapiano, se riuscite ad andare a trovarlo, secondo me merita, lavora già dal 2009, per cui non è del 1981 lui, per cui non è un artista che si è improvvisato ieri. Però devo dire che la sua produzione mi piace molto e ha molta tecnica ed è uno sperimentatore, per cui rientra decisamente nelle caratteristiche degli artisti che a me piace promuovere. Senti, ma diciamo così, e altre attività che fai in galleria a Pietrasanta e poi Dubai? Allora, adesso, come ti dicevo nell'altra puntata che abbiamo girato, il modello di business sta cambiando, no? Per cui proprio il 20 tornerò a Dubai e rimarrò lì un po', perché comunque devo cambiare, cambierò anche location, ho cambiato appunto, come ti ho detto, anche socio, nel senso che comunque il primo con cui sono andato avevamo poi delle visioni di interesse e di processo per seguire, per andare avanti diverso, perché lui non era del settore arte e i presupposti per lavorare assieme erano diversi, siamo rimasti in ottimi rapporti, però io non posso vedere con me una persona con cui poi devo dividere gli utili e non fa assolutamente nulla. Questo lo dico perché comunque sia.
Mentre invece stando lì ho incontrato, come ti ho detto, in 8 mesi diverse persone, tra cui questo mio nuovo socio, che invece è quello che mi ha spostato sull'interior e l'immobiliare, per cui anche in quel caso le selezioni che vado a fare relativamente agli artisti sono sempre del mondo, tra virgolette, affordable. Affordable era anche una fiera che c'era una volta relativamente all'arte, dove trovavi soltanto dei pezzi che costavano meno di 7.000 euro. Perché statisticamente parlando, quando tu compri un pezzo da 7.000 euro, si chiama appunto affordable perché è accessibile, perché mentalmente sei più propenso, lo compri perché dici mi piace. Sopra una certa cifra, ed avevamo definito che questo affordable era sopra il 7, uno inizia a pensare a un investimento, per cui non è più così immediato l'acquisto emozionale. Allora, la maggior parte delle aziende, degli artisti che porterò saranno comunque sotto i 10.000 euro, per cui sono praticamente gli emergenti. Perché a seconda di un budget che hanno i proprietari degli appartamenti che poi andiamo ad arredare, che vado ad arredare, posso tranquillamente dialogare con loro e cercare di capire che cosa gli piace o meno. Parti dal presupposto che se sono già collezionisti non è un problema, perché allora la mia conoscenza del mercato e l'accessibilità su grandi nomi, come possono essere Meggiato, come può essere appunto Mito Rai, come può essere Andy Warhol, come può essere, a richiesta comunque riesco a ottenere quello che voglio, non è un problema, lavorando con la rete di conoscenze e di professionisti che mi sono creato in questi anni. Per cui laddove mi dovessero chiedere anche un pezzo molto importante non è un problema. Però nel momento in cui inserisco gli artisti in un progetto di interior, che per cui prevede anche l'acquisto dell'arredo, per cui di tutto quanto, devo capire, perché se magari loro non sono collezionisti ed è la prima volta che si affacciano al mondo dell'arte, io di solito sono molto guardingo, per cui non è che ti dico subito compra una cosa da 100.000 euro. Devo portarli per mano per capire se gli piace, se non gli piace, cosa gli piace, e poi dovendo arredare una casa, un pezzo importante è un conto, però poi magari invece ci sarà il collezionista che mi darà di tutto di più. Però normalmente per arredare una casa saranno almeno 5 ambienti, e capisci che comunque anche solo 5 opere d'arte non è che posso tirare fuori 50.000 euro a volta, perché sennò spendi 1 milione di euro per comprare una casa e il 25% per comprare l'arte, non lo so, se non sei inizialmente propenso a comprare l'arte perché non l'hai mai fatto, capisci che è un po' oneroso, no? Uno ci pensa e dice, 250.000 euro, anche se è bellissimo come integrazione dell'arredo, uno dei bei pezzi d'arte diventa un po' più difficile da far comprendere. Mentre invece se stai sui 50.000, 70.000 sulla base di 1 milione, sono sempre degli emergenti, anzi è più facile che acquistino e poi riescano a capire che può essere un buon investimento, perché l'emergente ha una potenzialità di crescita maggiore rispetto a quello che invece è arrivato o è storicizzato. Perché? Perché comunque se tu sei già arrivato, diciamo, al massimo della tua quotazione, io ti posso far comprare l'opera a qualcosa di meno, però comunque è difficile che faccia altri salti in avanti importanti. Mentre invece affordable, quelli che sono sotto i 7.000 o sotto i 10, fai conto, hanno una marginalità di crescita molto più importante. Per cui puoi portarti a casa delle belle opere e avere la certezza che nel corso degli anni hanno più probabilità di crescere rispetto invece a uno storicizzato che è arrivato al suo massimo e non c'è motivo per cui faccia un grosso salto in avanti, perché li ha già fatti durante gli anni. Certo. Senti, c'è ancora gente in giro per luglio? Quando è che c'è il calo nelle gallerie d'arte ad agosto e allora è preferibile chiudere e andare in ferie? Ammesso che si possa andare in ferie. Allora, qui no, perché comunque tieni presente che Forte dei Marmi e Pietrasanta vivono soprattutto durante l'estate. Maggiormente più Forte dei Marmi, perché Forte dei Marmi è un hub che ho associato anche sotto questo punto di vista qui a Dubai, nel senso che tu in 3 mesi puoi trovare persone che arrivano da tutto il mondo, da tutta Italia, che altrimenti dovresti andare a cercare col lanternino a Napoli, a Roma, a Bologna, ok? Per cui poi la tipologia di persone è alto spendente, nel senso che comunque hanno una buona disponibilità. Tieni presente che se sono dei collezionisti normalmente non aspettano di arrivare a Forte dei Marmi per comprare un pezzo d'arte. Infatti su Forte dei Marmi si vende molto sull'emozionalità, nel senso che arriva la persona che ha una disponibilità economica, entra in galleria, gli piace, si innamora di un pezzo e
magari diventa un collezionista e lo compra perché mai avrebbe pensato di comprare un pezzo d'arte, per cui si innamora sul momento. Quello è l'emozionalità dell'acquisto, no? E allora, ed è importante per quello. Mentre invece Pietrasanta, che comunque è una cittadina che vive tutto l'anno e come ti ho detto è parte integrante dell'Art System, è differente, perché comunque tutto l'anno lì ci sono dei personaggi che arrivano, perché Pietrasanta è molto viva anche durante l'inverno, che arrivano da tutto il mondo, perché Pietrasanta è famosa in tutto il mondo, e i collezionisti la conoscono, per cui Pietrasanta può avere vita 12 mesi su 12. Forte dei Marmi deve vivere 3 mesi durante le vacanze, magari durante Pasqua si riempie un'altra volta, durante i 20 giorni per Natale idem, però poi ci sono dei mesi molto morti. Ora, durante agosto, luglio, settembre, giugno, luglio, settembre, agosto, settembre, non è auspicabile chiudere, perché lo possono fare tranquillamente a novembre, lo possono fare a febbraio-marzo, per cui hanno delle disponibilità di chiusura che non sono sicuramente quelle legate all'estate. Certo, chiaramente. Senti, per finire, stasera che si fa e che farai la prossima settimana? Allora, adesso stiamo mettendo insieme il catalogo come ti avevo accennato, di Valente Cancogni, per cui a fine mese, fine agosto, ci sarà la sua mostra appunto a Pietrasanta. Lui è uno scultore, per cui rientra in pieno in quello che ti ho raccontato prima, per cui affordable come prezzo, come valore, scusate, e lavora lui la ceramica, il bronzo e il marmo, per cui tutte e tre le situazioni. In questa settimana sono stato, come ti avevo accennato, in fonderia con lui, per cui io ormai le conosco molto bene le fonderie, però ogni volta che posso andarci, e anche da, tra virgolette, lavoratore, nel senso che stare lì 10 minuti è un conto, stare lì 4 ore e dare una mano a vedere la patina, a farla, a imparare, perché io sono sempre curioso, è una cosa che ti arricchisce costantemente, e poi per uno che fa il mio lavoro, più conosci, più riesci a raccontare. Per cui adesso è in stampa il suo catalogo, che tra l'altro ha dei testi interessanti. All'interno c'è anche un testo molto, molto ben scritto da Giuseppina Irene Groccia e un altro di Andrea Barretta, per cui comunque, nonostante sia io il curatore, quel consiglio che do sempre a tutti gli artisti: se avete la possibilità, chiedete anche ad altri curatori di poter firmare un pezzo da mettere nel vostro catalogo, perché più visioni ci sono e meglio è. Anche se avete un curatore o una persona che vi segue, io sono il primo invece ad essere più che contento di dare spazio a dei colleghi, perché ognuno di noi ha un modo diverso di vedere lo stesso artista, per cui altrimenti diventa monotono. E poi, perché sai, scrivere sempre delle sue opere, io poi le descrivo sempre, mi piacciono, però devi anche poi rinfrescarti, per cui più artisti, più professionisti del settore scrivono su un artista e meglio è, perché spesso e volentieri magari vedono anche qualcosa che a me è scappato, o magari hanno un'interpretazione che non è la mia ma che io sposo. Certamente. Molto bene, allora io ti voglio ringraziare, appuntamento quindi per il 31 luglio con l'ultima puntata della stagione. Ok, perfetto. Allora un bacio a tutti quanti, e oggi sono un po' bucolico perché sono in giardino, per cui non ho quadri dietro, ma la natura è un'opera d'arte di sé. Decisamente, grazie ancora. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's
I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make from dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? But tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide the likes of me abide. Spectators of the show always stay alone. The game is on again. A lover or a friend, a big thing or a small, the winner takes it all. I don't wanna talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. The winner takes it Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.